La festa dei lavoratori nella Calabria in arancione, la pandemia ha prodotto una crisi devastante, molte aziende in difficoltà e posti di lavoro persi, l'attenzione è tutta sul recovery. La Calabria accelera con le vaccinazioni, comincia oggi il Vax Day di San Francesco, 4 giorni per inoculare vaccini e risalire dall'ultimo posto. Vaccini agli amici dei medici, il sindaco attacca, i professionisti non ci stanno, pretendiamo le scuse del primo cittadino. La protesta dei lavoratori dello spettacolo, senza lavoro da oltre 2 anni. Obiettivi ancora raggiungibili per Cosenza e Regina, i lupi battono il Pescara e restano in vita, gli Amaranto impattano a Cremona conquistando un buon punto in chiave playoff. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque 1° maggio, festa del lavoro, anche quest'anno caratterizzata dalla pandemia, l'emergenza sanitaria ha prodotto una crisi devastante, molte aziende in difficoltà, posti di lavoro persi e l'attenzione adesso è sul Recovery Fund. L'Italia si cura con il lavoro è lo slogan scelto dai sindacati per celebrare il 1° maggio. A Catanzaro, in piazza Matteotti, il flash mob per ribadire la centralità del lavoro in una regione dove la pandemia ha aggravato la già delicata situazione occupazionale. Servono, sottolineano i sindacati, sinergie e confronto sociale per uscire dalla crisi. E noi sollecitiamo con questo momento pure di oggi, quindi affinché l'opportunità del Recovery Fund, che adesso è un'opportunità che ci consente di uscire dalla marginalità, soprattutto dei nostri territori, venga utilizzata nello giusto versante, che è quello di creare proprio opportunità lavorative e consolidare quello che è il tessuto socio-economico delle nostre realtà. Un 1° maggio da dopoguerra quest'anno. Questo ci dicono i dati sull'occupazione, i dati economici, i tanti morti per Covid, oltre 120.000 in Italia, più di 1.000 in Calabria. Nonostante ciò, in questo 1° maggio c'è anche spazio per la speranza e per la fiducia. C'è un piano nazionale di ripresa e resilienza che stanzia verso il nostro Paese tante risorse e sul quale tutti quanti noi, anche in Calabria, dobbiamo puntare affinché queste risorse messe in campo dall'Europa anche per la nostra regione nei prossimi mesi, nei prossimi anni, possano essere spesi bene in quantità e qualità. Al Governo nazionale, rispetto a questo piano, chiediamo più coraggio nei confronti della nostra regione che vive nel Mezzogiorno la condizione peggiore. Alla Calabria servono investimenti in infrastrutture materiali a partire da un'alta velocità vera, dalla linea ferroviaria ionica, dalla 106, più investimenti per la transizione ecologica e digitale e serve alla nostra regione abbattere i divari di cittadinanza nei servizi essenziali a partire dalla sanità. Questo lo chiederemo al Ministro Speranza giorno 3 affinché il Governo intervenga per accelerare la campagna di vaccinazione della nostra regione e per mettere in campo investimenti per la medicina ospedaliera e territoriale. 1° maggio di preghiera per i lavoratori del call center del Crotonese che vivono momenti di grande preoccupazione a causa della vertenza aperta con l'azienda. Oggi il Vescovo ha voluto celebrare una messa di vicinanza ai tanti dipendenti che rischiano il posto di lavoro, un gesto che acquista un significato maggiore, speciale nella data del 1° maggio. La preghiera di chi teme di perdere il posto di lavoro. A Crotone la messa del Vescovo in segno di vicinanza ai lavoratori dei call center, 1200 i dipendenti dell'Abramo Customer Care a rischio e c'è apprensione. Sono mesi di apprensione in realtà, perché è una situazione di precarietà che ormai va avanti da circa 1 anno. Quindi aspettiamo risposte, speriamo al più breve tempo possibile. Ormai siamo agli sgoccioli, si può dire. Il piano industriale è stato presentato dall'azienda, quindi aspettiamo il Tribunale di Roma che si pronunci. I lavoratori non si sono mai fermati. In questo 1° maggio insolito anche il sindaco è con il fiato sospeso. Sarebbe una debacle per il territorio. Mi auguro veramente che si esca fuori innanzitutto da questa situazione, perché è la prima azienda crotonese, tante famiglie, tanti giovani aspettano questa risoluzione, diciamo che allo stato attuale è nelle mani dei tribunali, per cui mi auguro veramente con tutto il cuore di uscirne fuori rapidamente. L'appello del Presule a fortificare con il lavoro stabile quest'area debole della Calabria. Noi come territorio avevamo già bisogno come il pane del lavoro prima, adesso ne abbiamo bisogno come l'aria. E pertanto tutto quello che tutte le agenzie possono fare per intanto garantire una rete sociale per il lavoro in difficoltà adesso deve essere fatto, perché
se Dio vuole andiamo verso un momento di ripartenza, ci saranno anche energie economiche da mettere, come dire, a servizio di una ricostruzione dell'Italia. Se questo dovesse avvenire senza il Sud sarebbe un peccato mortale. Invece noi pensiamo che ancora una volta dal Sud possa venire una forza di rinascita per il Paese. In una crisi, in un momento molto particolare, ma adesso apriamo la pagina relativa al Covid e alle vaccinazioni, cominciando dal bollettino sui contagi, quello regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 719.974 soggetti, più 3.750 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 60.411, più 337 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 167, Catanzaro 53, Crotone 37, Vibo Valentia 31, Reggio Calabria 49, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 444 nei reparti di malattie infettive e 45 nelle terapie intensive. 4 vittime nelle ultime 24 ore, 1015 in totale dall'inizio della pandemia. Abbiamo parlato di ricoveri. Da lunedì l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha comunicato che sarà attivo il reparto Covid del Santa Barbara di Rogliano, altri 15 posti letto, un nuovo reparto che va ad aggiungersi a quelli già operanti negli ospedali di Acri, Cetraro e Rossano, sono quelli gestiti dall'ASP provinciale. Il commissario Vincenzo La Regina ha inteso ringraziare tutti gli operatori dell'azienda che in questo momento particolare lavorano con abnegazione e sacrificio. Rogliano che è anche polo Covid per l'azienda ospedaliera. E adesso la vaccinazione. L'Italia varca la soglia delle 20 milioni di dosi inoculate, 23% hanno ricevuto una prima dose, il 10% della popolazione le 2 dosi e siamo nel bel mezzo del Vax Days calabrese dedicato a San Francesco da Paola. Il parco acquatico di Rende, che è inserito nei 21 hub regionali, vi diremo una precisazione poi al termine del servizio, sono stati effettuati 750 dosi, restano i problemi legati però alla piattaforma, per quanto ci raccontano i nostri telespettatori. Vax Day straordinario in onore di San Francesco da Paola. Oggi è il 1° maggio e l'inizio di queste 4 giornate. Ci troviamo dinanzi al Parco Acquatico di Rende, uno dei 21 hub regionali scelti per accelerare sulla somministrazione dei vaccini. 750 le vaccinazioni previste per oggi, obbligatoria la prenotazione in piattaforma. All'interno 6 le linee vaccinali più una straordinaria dedicata ai richiami. C'è la collaborazione delle associazioni, l'associazione Carabinieri, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e poi all'esterno anche un'ambulanza che è qui gratuitamente che è gestita dall'associazione Gospa. Prenotato sulla piattaforma? Sì, mi sono prenotato sulla piattaforma. Ha aspettato molto? No, ho fatto subito, pochi minuti. Lei, se le posso chiedere, un caregiver? Un caregiver, sì, accompagnatore di mia madre. Da quanto tempo aspettava che si aprisse questa piattaforma per i caregiver? Da un bel po', anzi pensavo la aprissero subito e qui in Calabria abbiamo dovuto aspettare un po'. So che in Campania invece l'hanno aperta qualche mese fa. C'è mio marito prenotato. Da quanto tempo aspettavate per fare il vaccino? Un po'. Signora, allora, lei si è appena vaccinata, è andato tutto bene? Sì, tutto benissimo, bravissimo dottore, bravissimo. Chi deve fare il vaccino può scendere ed entrare. Dal parco acquatico di Rende, dove oggi somministrano solo il Pfizer, al centro vaccinale militare di Cosenza, che bisogna anche sottolineare non è inserito negli hub del Vax Day. Qui oggi si continua a vaccinare con il Pfizer perché c'è un giorno della settimana, il sabato, destinato solo a quelle persone con fragilità che non possono aver somministrato il vaccino AstraZeneca. Lei è in fila per il vaccino, è stato richiamato? Stavo aspettando a mio padre che l'ho accompagnato. Suo padre è stato richiamato per il Pfizer? Sì, è venuto prima per fare l'altro vaccino, non mi ricordo come si chiama, AstraZeneca, e non gliel'hanno fatto. E poi è ritornato dopo 20 giorni.
La Calabria resta ultima in Italia sul fronte vaccini. Ad oggi sono state somministrate l'85% delle dosi consegnate secondo il report del Ministero della Sanità. Con il Vax Day si accelera, ma restano i problemi per gli esclusi dalla piattaforma. 70 anni e sto cercando da tempo, da 20 giorni sono un soggetto fragile e non riesco a prenotarmi sulla piattaforma perché non funziona. È una vergogna, E noi purtroppo, pur essendo non compatibile con alcuni vaccini, non abbiamo la libertà di scegliere il vaccino, e quindi io chiedo alle istituzioni questo, cioè di lasciarci liberi di scegliere il vaccino compatibile con la nostra situazione di salute. Con questa burocrazia che c'è, uno che si vuole vaccinare non si può vaccinare. Il giorno libero della vaccinazione, che cosa significa? Che io anche con la prenotazione posso venire qua e farmi il vaccino. No, devo venire il giorno che mi hanno prenotato, e allora chi serve sul giorno libero della prenotazione? Allora, già Rosalba Baldino lo ha anticipato nel servizio, ma ribadiamo che il presidio militare vaccinale dell'Esercito sarà chiuso domani, domenica 2 maggio, per l'intera giornata per la sanificazione, operazione prevista dopo un periodo ininterrotto di attività che ha visto un flusso importantissimo di persone che sono state vaccinate all'interno dell'ex ospedale militare. Dunque, chiusura per l'intera giornata di domenica 2 maggio del presidio militare vaccinale, che non fa parte della iniziativa Vax Days in onore di San Francesco di Paola, come erroneamente riportato da alcune fonti. E adesso parliamo ancora di vaccini e parliamo di una delle soluzioni annunciate nel mese scorso per accelerare l'inoculazione dei vaccini e rendere più facile la somministrazione, ossia sfruttando la rete delle farmacie, dei pediatri, dell'odontoiatri. Sembrava tutto pronto, c'era stato detto che per fine aprile sarebbe stata attivata questa modalità importante che contribuirà a dare l'accelerazione che ha permesso di arrivare a toccare le 500.000 dosi al giorno, ma l'obiettivo adesso si sposta più avanti per cercare di colmare la lacuna in diverse fasce di età. Ma sentiamo come va nelle farmacie. Pronti da tempo a scendere in campo nella campagna vaccinale, i farmacisti, accordo firmato e piattaforma da attivare da parte della Regione, ma nulla si è mosso dal 16 aprile. Siamo pronti, abbiamo firmato il protocollo il 16 aprile, Federfarma Calabria, devo dire che è stata la prima in Italia a sottoscrivere un protocollo per le vaccinazioni in farmacia. L'adesione è stata di oltre 500 farmacie su 800 in Calabria. L'accordo prevede che le 500 farmacie allestiscano altrettanti punti territoriali vaccinali e la Regione provvedono a tutto, ad allestire i centri, a distribuire i vaccini una volta che la Regione li consegnerà, e la Regione deve solo aprirci le piattaforme sia per la prenotazione sia per la registrazione del vaccino fatto. Da 16 aprile non siamo stati più contattati, né siamo riusciti noi a contattare i responsabili regionali. A questo punto mi tocca fare un appello al Presidente Sperlì, al Commissario Longo, al Dottor Brangati che hanno firmato l'accordo, al Dottor Varone che è responsabile Covid, a rendersi disponibile per poter andare avanti, perché ascoltare ogni giorno che la Calabria è ultima nel somministrare i vaccini disponibili che giacciono in frigorifero e poi pensare che non veniamo chiamati perché non ci sono vaccini ci lascia un attimo perplessi. Identica situazione per quanto riguarda gli odontoiatri. Sentiamo Giuseppe Guarnieri, presidente di Andi Cosenza. Abbiamo queste difficoltà dal 16 aprile, come diceva il presidente dei farmacisti, che abbiamo firmato il protocollo d'intesa, non abbiamo avuto alcuna notizia. Il DCA è stato presentato dal commissario Longo il 20 di aprile, è stato approvato, ma da allora, ripeto, nessuno ci ha contattati. Tra l'altro avremmo dovuto ricevere anche la password per fare questo corso online preventivo prima di poter fare le vaccinazioni, ma anche qui non c'è stato comunicato niente. Visto che non siamo stati contattati, ieri ho inteso scrivere al presidente Spirlì, al commissario Longo,
chiedendo che cosa stesse succedendo e tra l'altro per come prevede il protocollo gli ho inoltrato tutti i nominativi dei colleghi che nella provincia di Cosenza, di dentisti che hanno aderito a questo piano vaccinale. E adesso l'immancabile polemica sui vaccini che sarebbero stati somministrati agli amici dei medici a Montalto, scontro tra il sindaco di Montalto Caracciolo e il consigliere comunale Mazzotta durante l'ultimo consiglio comunale. Vaccini agli amici degli amici, duro scontro in aula durante l'ultimo consiglio comunale di Montaltofugo tra il sindaco Caracciolo e il consigliere comunale Filippo Mazzotta, che è anche medico di base. Tutto nasce da un messaggio sulla chat del comune in cui un consigliere di minoranza ha riportato i dubbi di un cittadino che ipotizzava la somministrazione del vaccino a persone che non ne hanno in questo momento diritto. Ma cos'è accaduto? Il sindaco, senza colpo ferire, ha esordito dicendo che era una cosa grave, che se era così era colpa dei medici, invitando il suo delegato Silvio Ranieri a vigilare, al che io sono intervenuto dicendo che intanto stava delegittimando Silvio Ranieri, che era il suo delegato, quindi stava delegittimando se stesso, e che era una cosa grave che lui primo cittadino, potesse dare la colpa che i vaccinatori siamo noi medici, non altri, quindi dare la colpa a noi medici di eventuali nefandezze che si stavano consumando nella sede vaccinale. Accuse respinte dunque dal dottore Mazzotta, che ribadisce l'impegno quotidiano dei medici del territorio impegnati nella campagna vaccinale. Con il nostro lavoro, con il nostro sacrificio, fatto tutti i giorni, anche 12 ore al giorno, siamo riusciti a metterci al pari con gli altri centri vaccinali. Abbiamo vaccinato gli over 80, abbiamo vaccinato i fragili, abbiamo vaccinato quasi tutti gli over 70. E questo non lo si fa con chiacchiere e con parole, si fa stando lì tutto il giorno, abbandonando famiglia e il nostro studio, il nostro lavoro. Mazzotta, durante l'acceso consiglio comunale, alla fine ha abbandonato l'aula. Io aspetto che il sindaco chieda scusa alla classe medica e a tutti quanti, perché il centro vaccinale non è fatto solo da medici, da volontari, protezione civile che stanno lavorando gratuitamente. Il sindaco deve chiedere scuse, perché un errore può succedere a tutti, ci mancherebbe altro. Io pretendo come medico, come cittadino, come uomo e come professionista, pretendo le sue scuse a nome e per conto di tutti. Io voglio soltanto puntualizzare alcune cose, cioè dire intanto che il dottore Mazzotta ha montato una polemica inutile di cui non c'era bisogno, probabilmente voleva fare un po' di spettacolo, visto che ha inviato centinaia di WhatsApp e anche un avviso su Facebook per farsi vedere in televisione. Io ho grande stima dei medici e in particolare di quelli che tanto stanno dando per il centro vaccinale, che è tra i migliori della Calabria, quello di Montalto, anche grazie al loro lavoro. E non ho mai interferito né fatto parate lì al centro, sono sempre stato al centro poche volte per accertarmi di come andasse senza interferire sull'operato dei sanitari. Ciò posto, io mi sono limitato ad esprimere un commento, tra l'altro su un WhatsApp riservato, dopo aver avuto delle segnalazioni di cittadini sull'operato di 2 medici. Ed era mia intenzione soltanto attenzionare la questione e ho usato la locuzione "se è vero", quindi praticamente io non do per scontato nulla e prendo atto di quello che dice Mazzotta. Quindi da parte mia non c'è da chiedere scusa a nessuno, anzi devo soltanto ringraziare i medici. Certo che c'è un brocardo latino che dice excusatio non petita, accusatio manifesta. Nella serie forse qualcuno avrà la coda di paglia, non lo so, ma non voglio buttare ulteriore benzina sul fuoco. Da parte mia non c'è nessuna querela. La querela, ripeto, l'ha montata uno dei medici del centro, non ho capito il motivo, ripeto, lui purtroppo non riesce a distinguere tra la sua funzione di medico e quella di consigliere comunale. E adesso la protesta dei lavoratori dello spettacolo, senza lavoro da oltre 2 anni a Cosenza, presidio nel Teatro Rendano. Le sigle sindacali confederate dicono che l'Italia è sicura con il lavoro. 13 mesi dopo il primo lockdown, l'Italia è ferma? No.
sta arretrando, numeri inclementi parlano chiaro. In ogni settore produttivo la nostra nazione perde pezzi e in questo tristissimo puzzle di vite umane andate in frantumi, il meridione, che storicamente era già arretrato, si sta vaporizzando. La Calabria, la nostra terra, sempre in cerca di riscatto, di ripartenza e di speranze della volta buona, è ancora una volta al palo. Ripartiremo, è la volta giusta, c'è l'attenzione del governo, c'è il recovery fund. Da dove si riparte? Turismo, agricoltura, beni culturali e cultura. Sembra il refrain del testo di un rap contemporaneo. L'idea sarebbe quella giusta, sì, la creazione di una filiera produttiva dell'accoglienza per far conoscere al mondo la nostra grande bellezza e non nefandezza, ma invece non succede nulla. Tra bandi contestati, assenza di comunicazione tra la principale istituzione, la Regione Calabria e gli attori protagonisti, atta la tanto agognata ripartenza, non c'è nulla. Nel giorno della festa dei lavoratori, il movimento Approdi, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, hanno occupato pacificamente il Tempio della Cultura Calabrese, il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, per urlare a gran voce la solitudine, le difficoltà e le non prospettive di una categoria di lavoratori abbandonata a se stessi. Centinaia di donne, di uomini e famiglie senza prospettiva alcuna, nonostante i milioni di euro investiti da bandi non mirati dalla nostra regione. E grazie a un governo sempre più distratto che continua a considerare la nostra regione una terra di mezzo, non importante circa il disegno di un investimento culturale per la rinascita del paese. Andiamo adesso a Villa Rendano per un webinar tra i responsabili dei diversi musei operanti sul territorio e che è servito a fare il punto sulle tante iniziative culturali messe in campo nonostante il periodo di pandemia. Il museo multimediale Consensia Itinera, promosso dalla Fondazione Giuliani e ospitato a Villa Rendano, ha partecipato al webinar organizzato dal coordinamento regionale ICOM Basilicata Calabria e dedicato al tema musei, scuole e territorio. L'intento è quello di dar voce ai musei in un momento difficile come quello vissuto in questo ultimo anno, per evidenziare il ruolo dei professionisti coinvolti e il tanto lavoro comunque svolto nel campo culturale dai musei. Hanno lavorato attivamente, costantemente, proprio per mantenere viva la relazione con i territori, proprio perché i musei non sono luoghi sospesi, ma vivono pienamente integrati, pienamente calati nelle problematiche e nelle situazioni che vive la comunità. L'incontro odierno è organizzato dal coordinamento regionale Basilicata Calabria di ICOM, International Council of Museum, e si occupa proprio di indagare sui territori come i musei hanno continuato questa loro incessante attività, come hanno mantenuto fede al loro essere un servizio pubblico essenziale, come è stato dichiarato il museo dal nostro Parlamento, come hanno cercato di stimolare nei giovani, nelle scuole, nei cittadini una visione comunque rosea, se vogliamo, positiva del futuro, nonostante il tragico momento che stiamo vivendo. Sono state davvero molte le iniziative realizzate durante il periodo della pandemia a Villa Rendano, sia in digitale che in presenza, con la collaborazione delle diverse istituzioni. Il museo a casa, il museo a scuola, i progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati, grazie anche alla sinergica collaborazione con il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale e con altri musei della città, alla diffusione di un sapere, di una complessità, di una trasversalità di competenze nei giovani volte proprio al rafforzamento di una responsabilità nei confronti dei beni culturali, ad una cura e protezione che parta da ciascuno di noi. E adesso siamo allo sport, al calcio. Cominciamo dal Cosenza che ha battuto il Pescara, resta in corsa per una salvezza molto complicata ma non impossibile. Ben bella vittoria nel segno di Tremolada e Carretta. Il Cosenza resta in vita nell'unico modo possibile, battendo il Pescara e condannandolo seppur virtualmente alla retrocessione. Il divario con la quintultima resta di 5 punti, ma l'obiettivo play-out non è legato ad un unico scenario. Intanto i rossoblù compiono il loro dovere, con determinazione e belle giocate. Comincia Luca Tremolada che sfrutta al meglio l'occasione capitata dopo 6 minuti. Il calcio di punizione del 21 è un capolavoro, da vedere e rivedere. Fiorillo non ha scampo, è il vantaggio, è la scintilla che accende la gara dei lupi, poche volte purtroppo così cinici. Bastano 120 secondi per il bis, Tremolada lancia Carretta che si invola, sgomma e poi si accentra lasciando partire un sinistro a giro che trova l'angolino. Potrebbe essere già il colpo del KO per il Pescara, ma il Cosenza non vuole rischiare nulla e Tremolada è ispiratissimo, 1-2 con gli Ozzi e conclusione fantastica che scavalca per la terza volta Fiorillo. I rossoblù concedono poco o nulla all'avversario che quando riesce a sfondare trova Falcone reattivo, anche nella ripresa sul calcio di rigore concesso per la gamba tesa di Ba su Giannetti. Machine non spiazza il
portierone rossoblu che mantiene intatto il clean sheet. È la gara perfetta, una buona ripartenza per continuare a credere nella salvezza. L'atteggiamento deve essere questo, già da adesso siamo con la testa alla prossima gara, sappiamo che ci sono queste battaglie, lo dobbiamo fare con l'atteggiamento giusto, che è questo che abbiamo lavorato in questi 10 giorni. La rabbia giusta, cattiveria giusta e tensioni giuste. E questo è importante, rimettere in campo tutto ciò che avete visto oggi. Le tensioni credo che a questo punto fanno più che bene, perché noi, il Cosenza è abituato a soffrire, noi siamo abituati a soffrire, lo sappiamo fare, in questi momenti abbiamo sempre tolto il meglio fuori di noi, quindi dovrà essere questo per questo rush finale. E resta in corsa la Regina per i play-off, pareggio lo Zini di Cremona, in vantaggio la Cremonese in un primo tempo giocato molto bene dai grigiorossi, poi il ritorno della Regina e alla fine partita apertissima fino agli ultimi secondi. Dalla salvezza al sogno playoff, Cremonese e Regina ci sperano, ma sono gli Amaranto più vicini all'inaspettata meta, soprattutto dopo il pareggio maturato allo Zini. Approccio decisamente migliore dei grigiorossi, vicini al vantaggio in diverse occasioni, con Ciofani e Castagnetti in particolare, e bravi a concretizzare l'amore di gioco espressa con Valzania, che non lascia scampo a Nicola, sfruttando una respinta da difesa ospite e concludendo di collo pieno da centro area. Gol pesante anche perché è arrivato sul finire della frazione. Nella ripresa la reazione della Regina e la respinta di Carnesecchi sul colpo di testa di Denis, poi è il palo a negare il gol a Del Prato. Al terzo tentativo i calabresi pareggiano con il solito Rivas, che da posizione angolata beffa il portiere under 21 mandandogli il pallone sotto le gambe. La partita rimane aperta, gli ospiti sprecano una grande chance con Liotti, la Cremonese invece recrimina per un presunto fallo di Stavropoulos su Deli, ma dopo 3 minuti di recupero finisce in parità. E adesso lo Sabba Baldino ci porta nel mondo dei libri, vediamo. Buon primo maggio, il nostro pensiero oggi è chi svolge un lavoro creativo, settore fortemente penalizzato dalla pandemia, ma il flusso della creatività non si è fermato, lo dimostra la poesia, in particolare una poesia che si chiama Speranza della scrittrice calabrese Antonia Flavio, in mostra in questi giorni nella metro di Milano, e noi vogliamo porre oggi e consigliarvi un suo libro che si chiama Echi del mare. Vi lasciamo con l'autrice. Echi del mare è un libro fortemente voluto perché è stato dedicato ad una mia cara amica che oggi non c'è più. Lei mi raccontava dei suoi viaggi, dell'amore che aveva per il mare, e visto che l'amore per il mare lo abbiamo un po' tutti, ho pensato, appunto, mi sono ispirata a scrivere questo libro. Sono 58 poesie che parlano dell'amicizia, dell'amore, della natura, tutte con un unico filo conduttore che è il mare. Amica mia, sei andata via troppo presto, amica mia. Ora più che mai avrei avuto bisogno delle tue braccia dove potermi rifugiare, delle tue dolci parole a darmi sostegno, della tua presenza per non essere più sola. Troppo presto sei andata via, ti cerco nei miei sogni, ti penso, tutto sembra non bastare a colmare il vuoto che hai lasciato. Se fossi stata qui, amica mia, mi avresti strillato, rimproverato e la lucidità mi sarebbe tornata. Sono caduta, amica mia, caduta in un mare dove ho avuto paura di annegare. Se fossi stata qui, la tua mano sarebbe stata pronta ad afferrarmi, il tuo cuore pronto a perdonarmi. Echi del mare lo potete trovare su Amazon oppure sul sito di Edizioni Qui. E adesso le previsioni meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un'intensa perturbazione generata da una vasta saccatura che si estende dalla penisola scandinava sin verso la penisola iberica interesserà in particolare nella giornata di sabato quasi tutta l'Italia, ad eccezione delle estreme regioni meridionali. La Calabria sarà quindi risparmiata e anzi sarà interessata da una nuova ondata di aria calda. Domani parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici e zone interne, ma senza fenomeni significativi. Altrove nubi sparse di tipo medio-alto, più compatte sulla Calabria centrale e meridionale.
temperature in deciso calo sui versanti tirrenici e zone interne. Passiamo a mari e venti, domani venti ovunque da ovest, deboli o al più moderati sul Tirreno, moderati a tratti forti sullo Ionio. In conseguenza di ciò tutti i mari saranno mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Adesso c'è anche la matematica che conforta la retrocessione del Crotone, che ha perso in casa con l'Inter per 2-0, le reti di Eriksen e Hakimi. Crotone che torna in Serie B dopo un anno di permanenza nella massima serie. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buon weekend.